Buongiorno. Vediamo se ce la faccio. Vedete la slide a schermo intero? Sì, sì, si vede benissimo. Sì. Grazie. Ok. Va bene, allora procediamo, facciamo una breve introduzione, poi passo la parola al dottor Guerrero. Il conto termico 3.0 è un incentivo a fondo perduto erogato al GSE. Questo cosa vuol dire? Che sostanzialmente, a differenza delle ordinarie detrazioni che magari avete tutti presenti, è una erogazione diretta in conto corrente quando viene prodotto direttamente dal soggetto beneficiario, in unica, 2 rate oppure 5 rate. È una misura, anche questo come tutti sapete, per diciamo che mira a agevolare interventi di piccole dimensioni, che metterei tra virgolette, perché poi alcune tipologie di interventi sono anche importanti per come li intendiamo, quindi può essere la trasformazione di un edificio in un edificio a energia quasi zero, piuttosto che interventi di ristrutturazione anche importanti di primo e secondo livello, con la coibentazione di un edificio, addirittura di un aggregato di edifici. Però Avvocato, mi scusi se la interrompo, sì. mi scrivono che non la sentono molto bene, non so se forse ha il microfono troppo lontano. Allora proviamo a cambiare microfono. Se la sentono lontano e Ok, allora vediamo, mettiamo quello del computer. Mi sentite meglio adesso? sì, molto meglio. Va meglio? Sì. Sì, Allora, stavo dicendo, come un contesto generalissimo, appunto, è una misura che vuole aiutare il paese, diciamo, nel processo di efficientamento energetico del parco edilizio e in particolare dell'ambito non residenziale, mi verrebbe non residenziale terziario, più che residenziale in senso stretto, e la produzione di energia da fonti rinnovabili, questo a valle di tutta una serie molto cospicua di direttive e di programmi comunitari fondamentalmente. Le due grandi famiglie di interventi che si mira ad agevolare e implementare con il conto termico, ve le incasello nella macro categoria, poi poi parlerà l'ingegner Scandaletti nello specifico, sono quelle di efficientamento energetico edilizio, quindi coibentazione, serramenti, installazione di impianti di produzione di energia da fotovoltaica, e la famiglia dell'efficientamento ambito energia termica e quindi elettrificazione, diciamo, e produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini di sviluppo di energia termica. Vorrei cambiare slide. Ok. Sapete anche che ci sarà, questa è la terza, di cui il nome reiterazione di questo istituto, rispetto al precedente, appunto perché la si vuole individuare come misura, diciamo, base generale per l'efficientamento energetico del parco edilizio. Dovrebbe attendere a essere una misura strutturale, quindi ora è già prevista e insieme ai suoi stanziamenti di qui ai prossimi 3 anni. Dovrebbe essere qui per rimanere. Poi si sa che queste cose
sono sempre soggette a vincoli di bilancio del momento piuttosto che nuove politiche, per cui vedremo se manterrà le promesse. Di fatto è una misura strutturale, per cui non dovremmo stare qua a parlare di fare le corse quest'anno o a questa scadenza, perché ci si può programmare finalmente l'intervento perlomeno di qui ai prossimi 2 anni in questo momento qua. Sì, vi accennavo anche prima, destinato in particolare al settore terziario, più che industriale, più che residenziale, un po' perché il residenziale lo si vuole portare avanti in maniera particolare con le tradizionali detrazioni, diciamo, e un po' perché l'industriale di un certo rilievo ha altri strumenti, ha altre possibilità. La novità fondamentale per noi in questa sede è che è stato esteso agli enti del terzo settore, che sono grosso modo equiparati alla pubblica amministrazione, con delle distinzioni da fare tra ETS economici e non economici, che poi ci spiegherà il dottor Sgreva, ed è stata ampliata la tipologia degli interventi ammessi, altro punto fondamentale di distacco dal CT2 al conto termico attuale. La misura di per sé, anche questo abbiamo già detto, mira a portarci verso la progressiva decarbonizzazione ed efficientamento energetico del settore civile. Per questo, anche qui, largo circa, dobbiamo ritenere esclusi interventi che prevedano l'impiego di combustibili fossili. Quindi banalmente, insomma, il gas metano, ma anche su questo poi sarà più specifico l'ingegnere. Perché come valutare l'accesso al conto termico? Questa è quasi è un po' una provocazione, perché anche questa misura, come molte degli ultimi anni, ha avuto una lunghissima gestazione, nel senso è stata annunciata, a più riprese annunciata che sarebbe stata attuata, e poi di fatto ne stiamo parlando adesso. Sappiamo che gli stanziamenti sono stati messi sulla carta, ma che un mese dopo l'apertura dello sportello, diciamo che il GSE è stato travolto da 1.300.000 euro, grosso modo, di richieste di accesso al contributo termico, scusate, al conto termico, a fronte di 900 milioni di stanziato complessivo, dei quali solo 400 milioni all'epoca erano dedicati alla PA, che ha sommerso praticamente di domande il GSE, che ha addirittura chiuso lo sportello e adesso l'ha riaperto, e siamo già in una fase di riapertura, diciamo, un po' fuori rispetto a quello che sta scritto nella legge, perché vedremo che è possibile solo l'accesso diretto a fine lavori, almeno per quest'anno, che è una cosa un po' contraria anche rispetto alla filosofia e all'incentivazione di soggetti come pubblica amministrazione ed enti del terzo settore, che sappiamo che hanno vincoli di disponibilità finanziaria molto stretti, ma su questo ci arriviamo dopo, non voglio farvi confusione. Perché valutare l'accesso, lo sapete sicuramente meglio di noi, c'è una necessità di efficientamento che, se mi chiedeste a me, dipende in primo luogo da quello che è un costo dell'energia, che di fatto dal 2022 ad oggi è sempre rimasto elevato, non dà cenni di veri smottamenti, di veri crolli, per cui comincia a diventare un'esigenza per le imprese, figuriamoci se non lo è per il mondo del no profit piuttosto che per il mondo della pubblica amministrazione. Perché valutarne l'accesso? Anche perché, quantomeno sulla carta, consente di avere una garanzia del contributo, passatemi il termine un po' improprio, nel senso che con il meccanismo di accesso su prenotazione, io soggetto beneficiario che ho fatto la domanda, una volta che questa mi è accolta dal GSE in fase di prenotazione, so che per me è garantito, appunto, tra virgolette, quel contributo alla fine lavori, quando io abbia rispettato chiaramente tutto il progetto che mi ero impegnato a rispettare. Quindi non è una misura che è soggetta a riduzioni perché ci sono state più domande rispetto al contingente, quindi mi aspettavo un 45% e invece mi arriverà un 12,37, come è successo in altri casi. Non è una misura a sportello, diciamo, quindi in cui chi primo arriva, primo alloggia, e se invece presento la mia domanda dopo, sono improvvisamente finiti i soldi, ma io intanto le spese le ho sostenute.
Quindi anche questo è un elemento molto importante di valutazione finanziaria per una pubblica amministrazione o un ETS. Ve l'ho avuto qua, stiamo parlando comunque di aliquote non indifferenti perché parliamo del 45-65% delle spese ammissibili, poi con mille discriminanti quando si va ad affrontare gli specifici interventi, ci arriveremo dopo, e si può arrivare addirittura al 100% delle spese ammissibili quando però, nel nostro caso io ETS ho in gestione un edificio di proprietà pubblica, utilizzato come ospedale scuola, piuttosto che un altro edificio pubblico in comuni sotto i 15.000 abitanti. Quindi in questo caso la PA o l'ente che gestisce un bene della PA potrebbe arrivare a coprirsi il 100% dell'intervento tramite questo istituto. Siccome il ventaglio degli interventi all'interno di queste macro categorie è piuttosto articolato, valutare l'accesso al conto termico vuol dire anche valutare di pensare di fare un progetto di investimento unitario ed esteso, ramificato a più componenti che non semplicemente dire, come magari farei con una persona fisica, mi devo cambiare la pompa di calore, mi devo cambiare la caldaia, faccio l'intervento della pompa di calore. In questo caso è un po' un'occasione persa perché potrei andare a un efficientamento ben più maggiore con un risparmio complessivamente comunque da non scartare, perché tra 45 e 65% è sicuramente importante. Ovvio che una progettualità ampia e complessiva prevede anche una buona dose di programmazione in fase ante, una buona fase di gestione, in fase esecutiva, un buon lavoro di gestione e coordinamento, quindi è ovviamente più difficile che non fare l'intervento stop. Prevede appunto di anticipare la progettazione in vista di partecipare con successo a un conto termico, quindi di mettere in piedi un progetto complesso che prevede anche uno screening, un'analisi di fattibilità tanto sui requisiti soggettivi quanto su quelli degli interventi, prevede di scegliere e portare avanti la procedura GSE che prevede soprattutto componenti lato tecniche, di capire bene possiamo fare, di che natura abbiamo noi ETS, possiamo fare questo intervento, che aliquota ci può venire riconosciuta appunto nel caso sia economico o non economico, e richiede anche programmazione, nel senso programmarsi gli interventi e cominciare i lavori al momento giusto. Quest'anno infatti abbiamo esordito dicendo che il GSE è stato travolto da 1 miliardo e 3 di richieste su 900 milioni disponibili. Ora come ora è aperta solo la strada dell'accesso diretto, dopo la vedremo un attimo meglio. Chiaro che dire metto in piedi un progetto molto complesso adesso, non posso già più arrivarci facendomi dare dal GSE la garanzia del contributo, è un po' rischioso in questo momento in cui non sappiamo nemmeno, perché dal Ministero non escono questi dati, non sappiamo nemmeno a che punto sono con l'erogato effettivo sullo stanziamento. Quindi, insomma, ecco, questo momento e questa seconda parte del 2026, a mio avviso, è proprio il momento progettuale, qualora abbiamo il caso, la volontà di fare un intervento un po' più importante rispetto a un interventino stop che magari può anche prescindere dal contributo. Prima di passare al resto delle slide, le staccherei, passo la parola a lei, dottore, per i requisiti soggettivi. Avvocato, abbiamo delle domande, È se stato detto vuole. appunto che, mi sentite? Sì, no, dicevo, scusate l'interruzione, ci sono delle domande in chat, le facciamo alla fine o volete? Mi sentite? Sì, la sentiamo. Dicevo, abbiamo alcune domande in chat. Se vuole rispondere lo facciamo alla fine, non so. Adesso non la sentiamo più. Possiamo farle alla fine? Così Ok, va affrontiamo tutte bene. insieme.
Quindi finite di proiettare le slide e poi alla fine leggiamo le domande. Sperando di anticipare qualche risposta. Ecco. Esatto, sperando Va di bene, anticipare qualche va bene, risposta. grazie. Allora, l'avvocato Franco ha detto appunto che il conto termico, il decreto ministeriale appunto 7 agosto 2025 si sono aggiornate la disciplina appunto per l'incentivazione dell'energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Allora, questi interventi sono destinati alla pubblica amministrazione e agli enti assimilati alla pubblica amministrazione e a soggetti privati, purché questi soggetti privati detengano immobili nell'ambito del terziario, leggi, quello che è più importante in questo caso, immobili della categoria B piuttosto che della categoria C, salvo alcune esclusioni che poi magari vedremo meglio, e della categoria D, salvo il D9. Quindi in sostanza anche per i soggetti privati, quindi imprese comprese, è possibile, sia pure con modalità e procedure e misure diverse della pubblica amministrazione degli enti assimilati, godere insomma di agevolazione per gli interventi di efficientamento energetico e per la produzione di energia termica. La norma in effetti parla di pubblica amministrazione e enti assimilati. Quali sono questi enti assimilati? È importante identificarli perché dal fatto di essere assimilato alla pubblica amministrazione ne deriva una variazione significativa in termini appunto di processo di partecipazione, di misura e di agevolazione a 360 gradi. Chi sono questi enti assimilati? Beh, nel nostro caso enti assimilati sono certamente le cooperative sociali, sia che appartengono a tipo A sia di tipo B. Quindi le cooperative sociali che vogliano appunto intervenire attraverso l'agevolazione del conto termico sanno che il loro intervento, la loro procedura, la loro misura, la loro appunto agevolazione a 360 gradi è paragonabile a quelle che gode la pubblica amministrazione. Ma tra gli enti assimilati alla pubblica amministrazione ci sono anche gli ITS non economici. Allora, il decreto non specifica che cosa significa non economico. Peraltro, un concetto che è abbastanza slegato dal concetto di commercialità, che in effetti siamo abituati ormai a sentire, se non altro perché il codice del terzo settore, in particolare l'articolo 79, lo approfondisce ai fini fiscali. Allora, per riuscire, allora dico subito che risposte definitive ne abbiamo pochine, cerco in qualche modo di declinarle. Ripeto, è importante soprattutto per gli interventi di efficientamento energetico capire se il nostro ente è economico oppure non è, oppure è non economico. Allora, io partirei da una definizione che lo stesso decreto dà di impresa. Il decreto sul conto termico ci dice che è impresa qualsiasi entità che svolge attività economica in maniera continuativa, a prescindere dal fatto che sia una entità che abbia scopo di lucro. Tra queste possono esserci quindi anche sia le fondazioni che le associazioni che in qualche modo si sono dati un'organizzazione tale da, come dire, da perseguire un'attività di impresa. Così ci dice un'attività economica, così ci dice appunto il decreto. Su questo punto, peraltro, è intervenuto con una sua circolare, mettiamo così, la GSE, una relazione illustrativa, mi pare del dicembre 2025, in cui si dice che per capire la natura dell'attività svolta dall'ente del terzo settore
fa fede l'identificazione dell'ente ai fini dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore. Anche questa è una definizione abbastanza, come dire, poco chiara, perché non va a fondo della questione. Qual è la questione? Il dire economico o non economico è la stessa cosa di dire commerciale o non commerciale. Al momento non possiamo dire così. Sono due piani al momento che sembra vadano su appunto piani diversi. Il commerciale e non commerciale stiamo parlando in termini fiscali e fa riferimento all'articolo 79. Il economico o non economico sembra che si stia su dei piani di natura civilistica. Ora, dire che si fa riferimento alla identificazione ai fini dell'iscrizione al RUNZ, se non altro, intanto si smarca un aspetto. Le imprese sociali sono certamente enti economici, se non altro perché, come ci ha spiegato la recente nota del Ministero del Lavoro, quella è uscita il 15 maggio, cioè qualche giorno fa, ci dice che le imprese sociali innanzitutto fanno riferimento al registro unico, al registro delle imprese. I dati che riguardano le imprese sociali contenuti nel registro unico non sono nient'altro che un riflesso dei dati contenuti nel registro imprese. Il riferimento quindi per le imprese sociali è il registro imprese. Quindi, se non altro, da questo punto di vista, la certezza è che le imprese sociali sono certamente enti economici. Ma la questione, in effetti, non riguarda tanto le imprese sociali, riguarda quegli enti del terzo settore cosiddetti commerciali. Allora io vorrei richiamare brevemente l'articolo 79 del codice del terzo settore che definisce il concetto di commercialità. Allora, secondo l'articolo 79,5 ci dice che gli enti del terzo settore sono commerciali quando nelle attività di interesse generale svolte in modalità commerciale più le attività secondarie e strumentali di cui l'articolo 6 del codice del terzo settore, quindi queste due attività sommate assieme, i proventi di queste due attività sono prevalenti rispetto ai proventi che derivano dalle attività di interesse generale svolte in modalità non commerciale. Ora, per capire la commercialità, torniamo un attimo al comma 2 del 79, il quale ci dice sono non commerciali quegli enti che naturalmente agiscono in via gratuita attraverso donazioni, ovvio direi, ma che hanno proventi che sostanzialmente uguagliano i costi effettivi relativi a quelle attività di interesse generale. A dire vero, l'articolo 79 introduce anche una sorta di agevolazione quando dice in effetti sono anche non commerciali quegli enti che hanno proventi che derivano da un'attività di interesse generale che non superano i costi effettivi maggiorati del 6%. Quindi facciamo un esempio, un centro diurno, proventi del centro diurno 110, costi effettivi del centro diurno 100, più il 6%, 106, proventi 110, quello svolge attività commerciale. Se io ho invece proventi per 105, in realtà ai fini fiscali non sono commerciali, non all'infinito, non lo sono per 3 esercizi consecutivi. Al quarto esercizio, se anche io ottengo proventi per 101, divento commerciale. È importante, secondo me, riprendere questo concetto perché se noi in qualche modo pensiamo al concetto di economicità, di economia, di attività economica, in qualche modo pensando alla commercialità, all'ente commerciale, evidentemente questi concetti li dobbiamo tenere presenti. È anche vero che nella recente, appunto già citata prima, nota del Ministero del Lavoro, ci dice guardate che
gli enti commerciali, che in base all'articolo 79, che finiscono per essere commerciali perché magari il test gli dà questo risultato, non è detto che siano delle imprese, perché l'impresa effettivamente, per definire l'impresa, dobbiamo in qualche modo rifarsi dei concetti civilistici e quindi all'organizzazione dei fattori produttivi votati all'avanzo di gestione sistematico. Ora, non è mica detto che un ente del terzo settore commerciale sia in queste condizioni. Potrebbe essere che diventi commerciale per motivi straordinari non legati necessariamente all'organizzazione interna. È anche vero però che il fatto che l'ente del terzo settore diventi commerciale al quarto anno, perché gli altri tre erano dentro il margine del 6%, al quarto non lo sono più, potrebbe anche significare che comunque gli altri 3 anni comunque un avanzo di gestione hanno avuto. È vero, questa cosa qua ci mette al riparo rispetto all'agevolazione del conto termico 3.0. Ecco, io su questo punto qualche dubbio ce l'ho e consiglierei a tutti appunto di essere su questo punto essere molto prudenti quando si fa la domanda al conto termico, quando si dice io non sono commerciale, quando in effetti mi ritrovo ad esserlo al quarto anno, perché effettivamente in assenza di chiarimenti è una posizione, secondo me, poco prudente o che comunque va meditata, mentre possiamo dire che gli enti che sono sistematicamente non commerciali perché strutturalmente hanno dei proventi pari o comunque al di sotto dei costi effettivi, come ci dice l'articolo 79, evidentemente per questi io sarei altrettanto tranquillo di dire che siamo in presenza di enti del terzo settore non economici. Vorrei aggiungere anche un'altra osservazione, cioè il fatto che sempre nell'articolo 79, al comma 3, ci dice che le fondazioni ex IPAB che investono i propri avanzi di gestione nelle attività di interesse generale e hanno un organo amministrativo che non percepisce compensi, sono per definizione non commerciali. Anche in questo caso, se tanto mi dà tanto, mi verrebbe da dire che le fondazioni ex IPAB che rispettano queste condizioni hanno una grossa probabilità di essere, mi sentirei di dire appunto che sono non economici, anche per non penalizzarli da una parte e agevolarli dall'altra. Quindi, in sintesi, e chiudo, è importante capire se il nostro ente del terzo settore è economico o non economico. È importante sì, perché cambiano le procedure, le misure dell'agevolazione e questo vuol dire tanto. Lo vuol dire in particolare per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica, ma anche per gli interventi di produzione di energia termica a fonti rinnovabili. Quindi è importante fare ragionamenti da questo punto di vista, è importante capire che le cooperative sociali, sia tipo A che tipo B, sono comunque paragonabili, sono comunque assimilate alla pubblica amministrazione. È importante fare delle riflessioni quando io devo fare domanda, dove mi colloco, anche in modalità prospettica, quindi avere la capacità di guardare oltre l'esercizio in cui io faccio la domanda. È importante fare una riflessione anche in termini di fondazione ex IPAB, come avevo detto prima. Chiudo dicendo che per quanto riguarda appunto gli interventi per la produzione di energia termica è importante appunto questa distinzione, lo è meno probabilmente rispetto agli interventi di incremento di efficienza energetica, ma comunque una riflessione su questo economico o non economico va necessariamente fatta. Io
fermerei qui e passerei di nuovo la parola all'avvocato. Allora, se rimetto in condivisione le slide. Bene. Allora, abbiamo visto i soggetti, adesso brevemente modalità di accesso, ecco ci tengo a dire anche qui macro inquadramento delle modalità di accesso, perché poi se dovessimo, io spero che non siate voi che dovete fare la presentazione effettiva della domanda sul portale, ma insomma dovesse essere, avete bisogno di un webinar solo per quello, per cui intanto appunto capiamo quali sono le modalità di accesso e cosa si può fare quest'anno. Avevo accennato prima, quindi accesso diretto, cosa vuol dire? Modalità standard a disposizione di tutti i soggetti, perché appunto sono modalità differenziate tra PA, privato, ETS economico non economico. Presento la richiesta al GSE entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di ultimazione lavori. Collaudo, dico, comunicazione di fine lavori, 90 giorni e entro quel termine devo aver presentato la domanda con tutti i relativi documenti, altrimenti non posso accedere al conto termico. Ci sono delle piccole eccezioni, ma direi di soprassedere in questa sede. Accesso con prenotazione, l'altra grande modalità, cioè l'altra modalità che è quella che prima vi dicevo, consente di avere una garanzia di ricevere quel contributo, nel senso che una volta che mi viene accettata la prenotazione, la domanda di prenotazione, vuol dire che quell'ammontare importo lavori che io ho dichiarato in sede di domanda mi viene bloccato sul fondo, sullo stanziamento dedicato al conto termico, e quando arriverò con tutta calma, perché poi i lavori si possono fare in 12 mesi, eccetera, e avviarli in 12 mesi e poi finire ulteriormente in 18 mesi, quindi potrò arrivare con tutta calma a prendermi il contributo che ho bloccato in questa sede qui. Altro grande, diciamo, vantaggio finanziario dell'accesso con prenotazione è che mi consente di ricevere una prima erogazione, quindi una prima tranche di contributo fino al 50% dell'incentivo totale che mi spetterebbe. Quindi per di più con possibilità di chiedere una rata intermedia a stato avanzamento lavori, anche qua direi di non addentrarci troppo. Faccio un passo indietro sull'accesso diretto. Abbiamo già detto che questa è l'unica modalità prevista per il conto termico quest'anno allo stato attuale. Non ho sentito nulla sul fatto che rimettano in piedi l'altra via di accesso, quantomeno per il 26. Quindi diciamo quest'anno si parla solo di accesso diretto, non ho possibilità di avere appunto sempre tra virgolette garanzia che quello che vado a chiedere sia effettivamente lì a disposizione per me. L'altra particolarità dell'accesso diretto, che riguarda però esclusivamente gli ETS economici, è quindi assimilati alle imprese per molti aspetti invece che alla PA. Come le imprese, gli ETS economici sono obbligati a fare una comunicazione preventiva, una richiesta preliminare al GSE, indicando semplicemente dati anagrafici e qualche dato sull'intervento a fini di monitoraggio statistici, e che però in assenza di questa domanda preliminare prima dell'avvio di qualsiasi lavoro mi comporta l'esclusione della possibilità di accesso al conto termico. Per cui se io mi trovo nella categoria ETS economico, attenzione, non posso fare la prenotazione, ma ho l'obbligo di presentare comunque, nella stragrande maggior parte dei casi, una richiesta preventiva. Condizioni di ammissibilità, anche qui molto in generali e più che altro su requisiti oggettivi riferiti all'immobile e al soggetto, poi sui singoli interventi prenderà la parola l'ingegnere. Quindi disponibilità dell'edificio sia a titolo reale che di godimento, quindi comodato locazione, questo non è un problema. Edificio esistente, quindi deve trattarsi dell'edificio esistente, non di una nuova costruzione, salvo casi di demo ricostruzione con finalità edificio NZEB.
energia quasi zero, e devono essere iscritti al catasto fabbricati, direi di non considerare neanche il capitolo delle aziende agricole. Inoltre l'edificio esistente e accatastato deve essere dotato di un impianto termico registrato al catasto regionale degli impianti. Non sono quindi, come era ad esempio il superbonus, ammesse le stufe, il caminetto, gli impianti non funzionanti, eccetera, eccetera. Quando parliamo di intervenire su un, possiamo chiamarlo super condominio, piuttosto che su un insieme di edifici, questo insieme di edifici deve essere nella disponibilità di un unico soggetto, per cui ci fossero più soggettività dentro, bisogna studiare e presentare domande separatamente per ciascun soggetto, qualora possibile nel contesto di quell'edificio, appunto. Attenzione che alcuni interventi prevedono una diagnosi energetica antecedenti i lavori, quindi da fare prima da datare, direi da fare, comunque sicuramente da datare prima di aver effettuato i lavori. E ultima annotazione, diciamo non è una vera e propria condizione di ammissibilità, esiste un catalogo degli apparecchi prequalificati, nel senso per i quali non è necessaria un'asseverazione tecnica, insomma ci si risparmia un po' di peso documentale, la via è un po' più liscia. Mi verrebbe da dire, per quella che è la mia esperienza personale, si tratta di impianti e apparecchi che vanno un po' bene nell'ottica, diciamo, sto facendo l'intervento spot, non di un progetto complessivo che invece di solito richiede progettualità e macchine che vanno un po' oltre l'ordinario a catalogo, ecco, diciamo così. Poi non sono certamente un esperto per parlare di questo. Ve l'avevo accennato prima, se siete un ETS economico, sulla base di quello che ci diceva il dottor Sgreva prima, attenzione alla richiesta di accesso preliminare prima di un avvio lavori formale. Non è definito con precisione cosa sia avvio lavori nelle regole operative del GSE. Nell'ambito degli aiuti di Stato, di solito per normativa europea, è addirittura la firma, la sigla di un qualsiasi impegno giuridicamente vincolante all'esecuzione dell'intervento. Quindi il consiglio è manteniamo questa ottica, perché se anche il GSE non ce l'ha detto espressamente, se un dopodomani in sede di controllo vanno a prendersi la normativa europea e la ricollegano al nostro conto termico, potrebbe scoppiarci in mano una precondizione. Sempre l'ETS economico, attenzione che questo sempre in generalissimo, dovrà ottenere dall'esecuzione dell'intervento una riduzione dell'energia primaria, che sostanzialmente vuol dire l'insieme delle fonti energetiche utilizzate dal mio edificio, quindi elettricità, quindi gas, carburante no, ce lo risparmiamo in questo caso, ma magari potrebbe esserci anche quello. Bisogna dimostrare tramite attestati di prestazione energetica, qui in generale, non necessariamente tramite diagnosi, che è più impegnativa anche economicamente, bisogna dimostrare una riduzione dell'energia primaria del 10% quando faccio un solo intervento tipo sostituzione con pompa di calore della caldaia, o del 20% quando vado a prevedere concorrentemente più tipologie di interventi. Attenzione anche all'ottica della durata, nel senso che per tutto quello che è mantenere la disponibilità dell'edificio, requisiti degli interventi, questi requisiti vanno mantenuti c'è un periodo di comporto di 5 anni successivamente all'erogazione dell'ultima tranche di incentivo, in cui devono essere mantenuti, altrimenti in sede di controllo di nuovo ci può essere revocato il beneficio. Attenzione anche, ultima annotazione, a pensare faccio quest'anno un intervento perché magari ha aperto solo l'accesso diretto, devo fare un interventino piccolo e l'anno prossimo mi metto nelle condizioni di fare quello più serio, perché è previsto anche un periodo di comporto su stesso soggetto, stesso edificio, per cui io non posso presentare domanda di nuovo accesso al conto termico entro un anno dalla richiesta precedente. Tipologie di immobili, le accennava anche il dottor Sgreva, diciamo l'ambito residenziale sono tutti gli abitativi, con esclusione di quelli etichettati, diciamo, abitativi di lusso, quindi ville e castelli,
e uffici a 10 che invece sono ambito terziario. Ambito terziario è tutto il resto del mondo, quindi sostanzialmente tutti gli edifici industriali produttivi, terziario tutti i C tranne i garage e gli edifici del gruppo B che dovrebbe essere la categoria di appartenenza della maggior parte dei vostri immobili. Non tutti i soggetti possono intervenire allo stesso modo su entrambe le macro categorie residenziale e terziario, nel senso che gli ETS non economici come la PA possono intervenire su tutto il panorama degli edifici con tutte le tipologie di intervento. Gli ETS economici invece possono svolgere tutti gli interventi in ambito terziario, possono effettuare solo interventi che sostanzialmente hanno a che fare con l'energia termica in ambito residenziale. Come determino l'ambito di appartenenza nel caso di edificio più edifici o più unità immobiliari a uso misto? Questo è scritto espressamente sull'ambito in base a un calcolo millesimale, quindi qui c'è diciamo una base di certezza. Quest'ultimo punto è quello che dicevamo prima: quando è possibile agevolare per me ETS fino al 100% delle spese, purtroppo solo quando ho in gestione un edificio di proprietà pubblica, effettivamente di proprietà pubblica e impiegato a struttura sanitaria. Io ETS che chiedo l'accesso al conto termico tendenzialmente sono soggetto responsabile. Questo vuol dire che sono chi sostiene direttamente le spese, poi posso anche essere fatto un finanziamento dietro, ma sono chi sostiene le spese. Sono chi riceve il contributo nel suo conto corrente, sono quello che presenta la domanda, entro in rapporto con GSE, diciamo, ambito pubblico, e per tutto ciò sono anche responsabile di eventuali mancanze di requisiti attuali o future e quindi della restituzione di contributo indebitamente goduto. Sono sicuramente sempre il soggetto ammesso perché allora, tutto ciò, quindi tutto a parte il sostenimento delle spese, quindi la presentazione della domanda, sostanzialmente lo posso anche delegare, quindi possiamo avere un soggetto delegato, posso non essere io che entro nel portal termico a compilare la domanda e a fare i documenti. Do la delega a qualcuno, in questo caso però resto io responsabile amministrativo del contributo. Posso, diciamo, liberarmi di questa responsabilità, anche se poi mi resterà la responsabilità patrimoniale, quello ve lo dico già subito, ed economica, però diciamo che il soggetto responsabile di fronte al GSE e all'erario può formalmente diventare un soggetto come una ESCO, perché io possa accedere al conto termico tramite una ESCO, quindi non delegarla semplicemente, ma proprio tramite una ESCO, è il caso in cui stipulo con la ESCO, secondo schemi predefiniti, un contratto di Energy Performance Contract o un contratto di servizio energia, servizio energia plus. Ci sono alcuni vantaggi nel fare questo? Sì, fondamentalmente che do tutto in mano alla ESCO. Ci sono alcuni profili di attenzione, assolutamente sì, mi verrebbe da dire, nel senso l'EPC, immagino che sappiate cos'è, comunque in entrambi i casi si tratta sostanzialmente di ottenere un efficientamento di impianti e ottenere una visibilità su quello che spenderò nei prossimi X anni di energia, che sia gas, che sia energia elettrica e quant'altro, in cambio di un canone chiaramente che verrà erogato alla ESCO. Le attenzioni contrattuali che bisogna mettere dietro questi contratti poi sono che in genere mi privo di solito di una bella fetta di autonomia sui miei stessi impianti, nel senso che poi diciamo questa tipologia di contratti mi blinda un po' la possibilità di futuri interventi fin tanto che il contratto è ancora in essere. Si potrebbe chiedere l'accesso al conto termico
come ETS anche tramite comunità energetiche rinnovabili. È un capitolo che non aprirei, spero che ne abbiate sentito parlare, però diciamo che anche le CER in quanto soggetti non profit finora non è che là fuori abbia visto un vero e proprio modello in cui sia conveniente per entrambi gli attori fare intervenire tramite CER, per cui per ora mettiamo un attimo tra parentesi. Se per caso voi stessi siete membri di una CER o ve la siete o vi siete aperti a quella possibilità in statuto, siamo assolutamente interessati a capire come si potrebbe configurare la cosa, però di fatto parlando di soggetti non profit è molto difficile capire da dove, con che canali si possa creare quella finanza tramite la CER, ecco. Per cui lasciamolo un attimo tra parentesi. Adesso anche qui è un riepilogo di quelli che poi sono i passi della prenotazione. Quindi caricamento dei dati tecnici anagrafici, il sistema restituirà una scheda domanda, un contrattino / dichiarazioni da firmare e caricare, il GSE esamina, conduce la propria istruttoria, mi emetterà la lettera di accettazione e con quello io so di avere in mano la garanzia che una volta che arrivo alla fine lavori in primo luogo e poi ci arrivo in conformità allo stato di progetto presentato, ho la garanzia che otterrò il mio contributo. Quando si può fare l'accesso tramite prenotazione? In generale, diciamo, quando sono ETS non economico e sulla base di cosa? Sostanzialmente di delibere amministrative in conformità quindi al nostro statuto che deliberano appunto l'esecuzione di uno degli interventi riportati in una diagnosi energetica che mi sono fatto fare. Questo perché ricordate che ci sono alcuni interventi che prevedono obbligatoriamente la diagnosi energetica, quindi io ETS devo prima deliberare l'incarico per una diagnosi energetica, poi una volta in mano la diagnosi energetica dovrò fare un'assemblea, un verbale in cui decido tra gli interventi che questa diagnosi energetica mi propone, che è una sorta di mappatura dei miei consumi energetici, del mio fabbisogno energetico e di valutazione e proposizione di una serie di interventi che mi consentono un beneficio in primo luogo energetico, ma di conseguenza anche economico, con ben determinati criteri per valutare il ritorno degli investimenti e quant'altro. Quindi con diagnosi energetica in mano approverò un programma di lavori che prevede di prendere il 1, 2, 3, tutti gli interventi proposti nella DE e con quella potrò fare prenotazione al GSE. Chiaramente non mi metterò a fare la diagnosi energetica se non è un intervento in cui è obbligatoria, quindi parliamo della coibentazione fondamentalmente e di interventi su edifici con sistemi con impianti centralizzati superiori a 200 kW di potenza di picco. Posso andare tramite prenotazione quando mi avvalgo di una ESCO, lì però devo avere in mano il contratto EPC, l'offerta, la proposta del contratto EPC e di servizio o servizio energia che devono essere conformi a quanto stabilito da ARERA / GSE, oppure presenterò una delibera di assegnazione dei lavori all'impresa, quindi il quadro economico e un verbale di consegna cantiere eventualmente, e con quelli potrò accedere appunto alla prenotazione. I vantaggi della prenotazione ve li ho già ripetuti, ve li ho già detti, ve li ripeto un attimo. Ho la possibilità di ricevere un acconto finanziario che è del 40 o del 50% a seconda poi se sto facendo un singolo intervento piuttosto che un multi-intervento, o sbaglio? A SAL, quindi al 50% dei lavori potrò ottenere un SAL, no, scusate, che sarà parametrato sul 50% dello spazio residuo di contributo e infine arriverò al saldo. L'accesso ordinario, e qui finiamo con l'accesso tramite prenotazione, l'accesso diretto
diciamo, ho sostenuto le mie spese, ho chiuso i lavori, ho il collaudo in mano, la dico, la comunicazione di fine lavori, eccetera. Entro 90 giorni dall'ultima di queste date posso fare domanda di accesso al contributo con tutta la documentazione tecnica che dimostra quello che ho fatto, eventuale risparmio energetico e quant'altro. Se ci sono ancora fondi, mi aspetto che appunto il GSE mi approvi la domanda e di qui l'erogazione degli incentivi. In sede di accesso diretto è possibile godere forse un po' improprio, comunque è possibile sfruttare gli istituti del mandato all'incasso o della cessione del credito. Vi direi che questi sono istituti tipici dell'operatività tramite ESCO comunque o tipologie simili. Per passare un po' il concetto, diciamo che si potrebbe vederli come sconti in fattura, nel senso che poi una parte dell'intervento la pagherò tramite cessione, quindi mi verrà restituita. No, ho sbagliato. No, scusate. Di nuovo. Beh, ecco, guardate, adesso scusate, ho staccato le slide, comunque in realtà avevo finito qui. L'ultimo passaggio delicato anche questo non si può affrontare, diciamo, a 360 gradi in questa sede, anche perché dipende poi dal tipo di ulteriore incentivo di cui andiamo in cerca. Il conto termico, diciamo che è cumulabile con altre tipologie di incentivi, non con tutti. Diciamo che quando ricorro a finanziamenti con dietro una garanzia di tipo pubblico, fondi di rotazione come sono molto spesso i bandi regionali, altre forme di contributo conto interesse, quando ricorro a fonti di finanziamento privato, ovviamente, quindi ad esempio fondazioni di origine bancaria, quelle si possono accumulare perché non sono di provenienza statale. È cumulabile, se vogliamo, perché ne abbiamo parlato prima, con la tariffa premio delle CER o dell'autoconsumo condominiale, appunto nei limiti in cui magari siate già interessati. Poi chiaramente si porterà dietro i criteri di quella tipologia di bando, come di qualsiasi altra tipologia di finanziamento o fondo che vado a accumulare. Non potrò, vige comunque il divieto di doppio finanziamento e comunque non potrò quindi mai agevolare più del 100% delle spese, ammesso e non concesso che poi trovi l'altra forma di finanziamento da affiancarci e che si parlino in maniera coerente, perché alcune forme di bando potrebbero avere di per sé dei tetti massimi o dei massimali di costo specifici o generali che poi mi impediscono di far valere contemporaneamente anche il conto termico. Infatti bisogna appunto comunque tener conto che abbiamo da rispettare tutte le discipline degli eventuali ulteriori finanziamenti di natura pubblica che andiamo a accumulare sul conto termico, e vanno rispettate entrambe le discipline, e per quanto riguarda il conto termico ne va fatto l'inventario, quindi dei codici CUP piuttosto che il COR se siamo PA, e la rendicontazione, perché va esibita al GSE in sede di richiesta del conto termico. Quindi ecco qua finito il quadro generalissimo, passerei la parola all'ingegner Scandaletti per il dettaglio tecnico. Grazie. Buon pomeriggio, buonasera quasi a tutti quanti. Procedo con la condivisione dello schermo e provo anche a tenermi aperta la chat in maniera tale ok, che poi vediamo anche le domande. Allora, i colleghi che mi hanno preceduto hanno fatto un'introduzione generale di quelle che sono le occasioni del conto termico. Chiaramente è una misura molto densa
okay, e che richiede molta attenzione nell'essere affrontata e capacità nel leggere tra quelle che sono le fonti. Il mio intervento, che cercherò di terminare lasciando uno spazio per le domande in modo tale che possiamo poi entrare nel dettaglio di alcune cose che ho visto sono state richieste o chiederete, si basa su quelle che sono le regole applicative e alcune precisazioni nascoste fra le righe e le note delle stesse regole applicative che a volte rendono un intervento potenzialmente fattibile poi con delle controversie da affrontare. Cosa fondamentale sono le fonti. Sempre importante chiedersi, quando voglio affrontare un intervento di conto termico, rileggersi quantomeno regole applicative, ma hanno importanza anche quelli che sono gli allegati, soprattutto poi per alcune questioni come per esempio la maggiorazione delle aliquote dovute all'utilizzo di componenti fatti nell'Unione Europea o le questioni frequenti che il GSE tende ad affrontare con risposte sul proprio portale. Tengo anche a precisare che il GSE generalmente fornisce due tipi di assistenza, una dedicata alle pubbliche amministrazioni, dove affida un tutor, una dedicata alle imprese, dove vanno su sportelli prenotabili di mese in mese generalmente. Al di là di queste, esiste anche la possibilità di fare domande dirette tramite il loro portale di assistenza per eventuali valutazioni di dubbi che possono esistere. Generalmente in queste situazioni preliminari non si sbilanciano mai, però avere una risposta scritta su alcuni dubbi alle volte può essere utile nelle fasi successive. Abbiamo visto che ci sono due grandi famiglie di interventi incentivabili che nel decreto stanno all'articolo 5 e all'articolo 8, ma che per la stragrande maggioranza dei casi troverete chiamate come titolo 2 o titolo 3. Per semplicità potremmo chiamare il titolo 2 interventi sull'involucro, anche se all'interno troviamo alcune cose come la building automation e le colonnine di ricarica per veicoli elettrici e i pannelli fotovoltaici con gli accumuli. Attenzione che la peculiarità degli interventi 2G e 2H sulle colonnine di ricarica e i sistemi di accumulo del fotovoltaico è che sono necessariamente vincolati ad essere, per usare un linguaggio del superbonus, trainati alla sostituzione di un impianto di riscaldamento esistente con un impianto dotato di pompa di calore elettrica. Senza quello non si fanno il 2G e il 2H. Cosa c'è al titolo 2? Al titolo 2 c'è l'isolamento termico delle superfici opache, che tradotto vuol dire cappotto, coperture, pavimenti. Il 2B che riguarda i serramenti, quindi le superfici vetrate. Il 2C che riguarda i sistemi di ombreggiamento e di schermatura, che o va abbinato ai serramenti o deve essere fatto su serramenti che hanno già le caratteristiche tecniche previste dall'intervento 2B. Uno dei più interessanti, avendone la possibilità, sicuramente è il 2D, che è quello della trasformazione di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. E qui mi permetto un focus, attenzione, perché nel momento in cui pianifichiamo una serie di interventi che magari riguardano l'involucro e l'impianto e portano l'intervento ad essere considerato ristrutturazione importante di primo livello, c'è un obbligo definito dai requisiti minimi di legge per cui quell'edificio al termine dei lavori sia un edificio a energia quasi zero. Per cui attenzione, anche quando si va a pianificare i lavori, di confrontarsi con tutte quelle che sono le normative tecniche di settore. Per questo, perché cosa vuol dire questo? Se so che non posso raggiungere l'NZEB, quell'intervento che riguarda più cose lo dovrò dividere in due stralci separati che mi permettano di non rientrare nel primo livello, ma magari nel secondo. Okay? Un altro di sicuro interesse è il 2E, che è la sostituzione dei sistemi di illuminazione esistenti con nuovi più efficienti a LED, passando per la building automation e i due citati delle colonnine di ricarica 2G e degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo. C'è poi invece il titolo terzo, che per semplicità possiamo ricordarcelo come interventi di tipo impiantistico, e il titolo terzo si divide in quasi tutto trovate sostituzione, ad eccezione del D che riguarda l'installazione del solare termico. Questo significa che, come dicevano prima i colleghi,
Se io non ho un impianto da sostituire, non posso fare l'intervento, perché c'è scritto sostituzione, per cui viene previsto che al termine dei lavori ci sia un certificato di smaltimento del mio impianto. Condizione sine qua non citata prima anche dall'avvocato Franco: quell'impianto deve essere esistente e funzionante all'entrata in vigore del decreto, quindi il giorno di Natale del 2025. Qui troviamo chiaramente la pompa di calore elettrica, il 3B che è i sistemi di tipo ibrido o bivalenti, quindi l'aggiunta di una pompa di calore elettrica a un generatore a caldaia esistente, il 3C che riguarda le biomasse, il 3D che abbiamo detto essere il solare termico, il 3E che riguarda gli scaldaacqua elettrici o a gas con scaldaacqua in pompa di calore, il 3F l'allaccio a reti di teleriscaldamento efficienti, censite secondo i canoni dell'ARERA, quindi non reti di teleriscaldamento diciamo di quartiere private, ma che siano censite ed efficienti, o il 3G che riguarda la parte di cogenerazione e microcogenerazione, quindi sotto 50 kW di potenza con fonti rinnovabili. Qui un riassunto di quello che ci siamo detti: chi può accedere al titolo 2? Pubbliche amministrazioni, privati in ambito terziario, ETS non economici, ETS economici solo nell'ambito terziario. Chi invece può accedere al titolo 3? Tutti quanti, con un'attenzione particolare che ETS economici e imprese non possono utilizzare fonti non diciamo fonti combustibili fossili, quindi no gas naturali. Questo significa che un ETS economico o un'impresa, un sistema ibrido costituito da caldaia a gas più pompa di calore non lo possono incentivare. Potrebbero incentivare un sistema costituito da caldaia a biomassa e pompa di calore eventualmente. Ci siamo già detti che quando si parla di ETS sono ETS che devono essere iscritti al registro unico nazionale, così come ci siamo detti con il dottor Sgreva che per essere impresa è sufficiente avere una partita IVA. Quindi anche il privato con partita IVA che ha la proprietà dell'immobile intestata alla partita IVA e che sostiene le spese dal conto intestato alla partita IVA è considerato impresa e quindi ha tutti i vincoli che sono dettati dalle imprese. Abbiamo anche visto quali sono le due figure principali, che sono il soggetto responsabile, chi paga e chi prende i soldi sostanzialmente, e che è il soggetto delegato, che può essere chiunque, anche un privato, quindi il dato solo di codice fiscale, che con una delega opera sul portale per fare la richiesta per conto del soggetto responsabile. In questa tabella, presa dalle regole applicative, troviamo, in base al soggetto ammesso, in base al soggetto ammesso, troviamo chi può essere un soggetto responsabile. Nel caso dei privati, o sono loro stessi in ambito residenziale o esco solo per determinate casistiche. Nel caso degli enti del terzo settore possono accedere o loro stessi, quindi soggetti ammessi e soggetti responsabili, o per tramite di una ESCO o per tramite di una configurazione CER o gruppo di autoconsumo di cui sono membri. Non ci sono altre vie di accesso. Fondamentale la data citata prima di 90 giorni dalla fine lavori. Se io sgarro nel concludere la pratica, che significa compilare tutto sul portale, generare una dichiarazione di contrattualistica firmata dal soggetto responsabile e ricaricarla sul portale e inviarla entro il 90° giorno. Se io arrivo al 91° giorno, il portale non mi accetta più la richiesta ed è irricevibile. Per cui è fondamentale identificare la data di fine lavoro. Altra data importante è sapere che se finisco i lavori oggi, che è il 22 di maggio, l'ultimo bonifico per pagare le opere, le imprese, non il progettista, non il consulente, ma l'impresa che ha fatto i lavori, non può essere più vecchio di 120 giorni data oggi. Quindi ho anche questo vincolo da tenere bene a mente.
Per quanto riguarda le modalità di accesso che abbiamo visto fra diretto e a prenotazione, l'accesso diretto lo possono fare tutti quanti, lo possiamo tradurre come accesso a consuntivo. Quindi finiti i lavori, 90 giorni, accesso diretto. La prenotazione esiste solo per le pubbliche amministrazioni, per gli enti del terzo settore non economici, mentre gli enti del terzo settore economici possono fare la prenotazione solo per gli interventi del titolo 3, quelli sugli impianti. Se fanno più interventi, uno al titolo 2, uno al titolo 3, non possono prenotare. Attenzione, come dicevamo prima, che anche se voglio prenotare, io la dichiarazione la preliminare la devo fare comunque. Quello che ci siamo detti poco fa, che io sia ITS economico o impresa, non accederò mai al conto termico se prima di iniziare i lavori non ho compilato sul portale del GSE una richiesta di valutazione preliminare, che mi chiede di identificare l'edificio, di sapere che impianti ha installati e se sono oggetti di intervento. Paradossalmente mi chiede anche qual è la potenza di illuminazione installata e poi mi chiede economicamente quali saranno le spese ammissibili e non ammissibili e in quanto consta il mio intervento. Attenzione che questa è una regola che vale sempre. Al GSE e in rendicontazione posso chiedere meno di quello che gli ho prenotato o chiesto prima, ma se poi spendo di più sicuramente non me ne danno di più, quindi molta attenzione. Altra cosa importante da dire sulla dichiarazione preliminare è questa: non è una prenotazione. Come dicevamo prima, la prenotazione prevede una conferma del fatto che io, se rispetto quello che ho prenotato, otterrò l'incentivo. La richiesta preliminare è una notifica. Questo significa che se finiti i lavori, passati entro i 90 giorni, faccio l'accesso a consuntivo e non ci sono più fondi, questi non ho la certezza che mi vengano erogati. Okay. Occhio che, come diceva l'avvocato Franco, la data di avvio ai lavori è qualsiasi impegno, anche la firma di un ordine di una macchina. Per cui molta attenzione a fare tutto prima di qualsiasi iter burocratico. Altra, diciamo, ostacolino o comunque considerazione che io devo fare se sono un ETS economico o un'impresa è che se io faccio un intervento del titolo 3 e basta, non devo sostanzialmente garantire nulla al GSE, se non il rispetto delle regole applicative, logicamente. Se però faccio un intervento al titolo 2, in ambito terziario, logicamente, quindi sostituisco i serramenti piuttosto che faccio la pompa di calore elettrica e ci abbino il fotovoltaico, io al GSE devo dimostrare un risparmio minimo. Se è un solo intervento, il 10%, se è più di un intervento, il 20%. A parte chiusa parentesi, l'ENZEB mi chiede sempre il 20%, i trainati, colonnine e fotovoltaico richiedono sempre il 20%. Come lo dimostro? Attestato di prestazione ante e post. APE ante e APE post, quel numerino che viene letto sotto la classe energetica deve essere ridotto almeno del 10 o del 20%. Arriviamo al succo. Quanto è l'intensità degli incentivi? Questa domanda è sempre difficile, ovvero se qualcuno mi chiedesse adesso, faccio questo progetto, quanto prendo? Probabilmente la risposta è dipende. C'è una variabilità che va generalmente dal 45 al 65%, ma ci sono 1000 fattori. Dipende da che tipo di intervento faccio, se è un solo intervento sono più interventi, se sono un'impresa oppure no, perché le imprese hanno delle aliquote ridotte, oppure se uso per esempio componenti che vengono prodotti in Unione Europea in alcuni interventi. Per esempio, lettera titolo 2, dalla A alla F, che significa opache, strutture opache, NZEB, finestre e serramenti trasparenti, ombreggiature, illuminazione e building automation. In questi 6 casi, se io uso componenti principali europei, ottengo una maggiorazione del 10% rispetto all'aliquota che mi spetta.
Questo ovviamente stando dentro al 65 e al 100 che sono invalicabili, ma fra poco facciamo un esempio. Quali sono i casi al 100%? L'abbiamo visto poco fa e quindi io vi lascio comunque una presentazione, diciamo, con più informazioni del dovuto. Okay. Come ci dicevamo, articolo 5,1 che noi leggiamo sempre come titolo 2, dalla lettera A alla lettera F, ho il 10% su uso componenti prodotti nell'Unione Europea. Quali sono? Dove trovo l'elenco dei componenti da dimostrare? Negli allegati alle regole applicative. Okay. Nel caso del fotovoltaico posso avere una maggiorazione del 10%, in questo caso non c'entra la produzione europea o nel sistema economico europeo, c'entra che i miei componenti siano iscritti al registro delle tecnologie del fotovoltaico. In ogni caso, qualsiasi maggiorazione applico, più del 65 o del 100% nei casi in cui mi è dovuto, non posso avere. Ci dicevamo, il dipende, perché se sono un'impresa o un ETS economico e faccio un intervento del titolo 2, la mia aliquota varia. Ho una base del 25% sul singolo intervento o del 30% sul multi-intervento, che in base alla dimensione dell'ETS o dell'impresa avrà più o meno delle maggiorazioni. Facciamo finta di essere una piccola impresa, quindi io faccio un singolo intervento di rifacimento di una copertura coibentandola, ho il 25%, ma sono piccola impresa, arrivo al 45%, non credo che siamo nelle zone assistite, quindi niente maggiorazione, posso avere il 15% in più se dimostro il risparmio di almeno il 40% sull'energia complessiva. Qualora dovesse accadere, vi assicuro che è molto difficile, quel mio 45 può diventare 60. Massimo comunque il 65%. Ok? Se invece facessi più di un intervento e quindi faccio il cappotto e cambio i serramenti, parto dal 30, se sono piccola impresa arrivo al 50, posso ottenere la maggiorazione del 15 e arrivare al 65. E questo è il titolo 2, quello che abbiamo detto prima, definiamo l'involucro. Se ci spostiamo al titolo 3, che è quello che parla di impianti, le aliquote cambiano, parto dal 45, se sono piccola impresa ho il 65, media il 55, grande impresa massimo il 45. Di che cosa? Delle spese ammissibili, perché non sempre tutte le spese sono ammissibili. Le spese ammissibili si vedono via via di intervento in intervento. Qua vi lascio delle tabelle di riepilogo prese sempre dai famosi allegati che sintetizzano tutto. Sulla base della tipologia di soggetto responsabile e soggetto ammesso e di immobile, mi viene detto come posso accedere, quali interventi, ricordiamoci che quando leggiamo articolo 5 diciamo titolo 2, articolo 8, titolo 3, e qual è il massimo che posso riconoscere. Piccole precisazioni fondamentali, la data di conclusione è importantissima, perché se non siamo ente pubblico che ha il CRE o una data di collaudo dove è previsto, dobbiamo stare attenti alla data della DICO o di quello che è l'ultimo documento. Fatture e bonifici, a differenza degli incentivi fiscali, non ci sono particolari attenzioni sulla tipologia di bonifico, che anzi deve essere bonifico ordinario. L'attenzione da avere è sia sulle fatture sia sui bonifici la dicitura. Deve esserci riferimento al decreto, al numero di fattura, al codice fiscale o partita IVA del soggetto responsabile, codice fiscale o partita IVA di chi ha fatto i lavori ed è beneficiario del bonifico. Okay? Senza queste diciture nelle fatture e nei bonifici si compromette il buon esito del controtermine. Quando parliamo di impianti, abbiamo visto che c'è scritto sostituzione, fondamentale, prima di toccare qualsiasi caldaia impianto che avete, foto delle etichette, foto della centrale termica con tutto montato e chiunque si occuperà dei lavori deve fornire un certificato di smaltimento del generatore sostituito, altrimenti il GSE vi casserà la pratica. Altra cosa importante quando si fa il progetto. Non posso aumentare più del 10% la potenza dei miei impianti, oppure lo posso fare,
ma devo avere un tecnico che si assume l'onere di asseverare con calcoli inconfutabili e che il GSE deve poi accettare il fatto che mi serviva più potenza di quella che avevo installata. Vi faccio vedere un esempio di intervento prima di passare allo spazio domande per farvi capire come sono strutturati qualora doveste aprire regole applicative e valutarle. Partiamo per esempio dal 2A che abbiamo detto isolamento termico di superfici opache che delimitino il volume climatizzato. Attenzione, c'è qua una cosa, perché se io ho un vano scale non riscaldato e faccio il cappotto per una continuità magari estetica o di risoluzione dei ponti termici, quella superficie di cappotto che delimita il volume non climatizzato, il GSE non me la paga. Mi paga solo il cappotto che delimita un volume climatizzato. Okay. Nel regole applicative trovate subito una descrizione, che cosa incentiva e se ci sono obbligatorietà. In questo caso il 2A prevede sempre una diagnosi energetica prima dell'intervento e un'app post intervento. E in più ti dice, attenzione, nella diagnosi voglio i ponti termici e voglio alla fine del lavoro una relazione timbrata e firmata dal progettista che mi dice come ha gestito i ponti termici e come li ha risolti. Okay. E poi troviamo una tabella con i requisiti tecnici, per cui dopo il cappotto, per esempio, la mia parete, che è un parete verticale, dovrà avere una trasmittanza minore o uguale a un certo indice. Quali sono le spese ammissibili? Se vogliamo riassumerle in tutti i casi è tutto ciò che mi serve perché l'intervento sia fatto a regola d'arte, incluso il trasporto, inclusa l'IVA se è un costo. E poi la parte che ci interessa di solito di più, cioè come calcolo il mio incentivo. Parto da capire che cosa sto facendo. Stiamo facendo l'esempio di un cappotto, quindi di isolamento verticale. Lo faccio dall'esterno e quindi la mia aliquota è il 40% di base. Però ho degli asterischi. Se sono in zona climatica ed F, e penso sia il caso di tutti noi che siamo collegati, questo 40 diventa già 50, quindi io parto dal 50%. Attenzione però, se sono impresa di TS economico, mi devo ricordare che parto da quel famoso 25% che poi incremento con la dimensione dell'impresa, con eventualmente i risparmi e con eventualmente la parte relativa all'utilizzo di beni prodotti in Unione Europea. In più mi dice, 2 asterischi, se io oltre al cappotto faccio anche un intervento sugli impianti 3A, 3B, 3C e 3E, questo 50 diventa 55. 55 di che cosa? Dei miei costi ammissibili, che non possono essere per un cappotto esterno più di 200 euro al metro quadro. Cosa significa? Spendo 200 euro al metro quadro, mi danno il 55% di 200 euro al metro quadro, che se non sbaglio dovrebbe essere 110 euro. Se invece il mio costo finale dalle fatture pagate, dai SAL, dai libretti misure e quello che è della contabilità, viene fuori che ho speso 180 euro al metro quadro, mi daranno il 55% di 180 euro al metro quadro. Se invece ho voluto fare una soluzione un po' più costosa, con materiali più performanti, ho speso 250 euro al metro quadro, più del 55% di questo massimale dei 200 euro al metro quadro non mi verrà dato. Attenzione anche al massimo dell'incentivo. Cosa significa questo? Che sullo stesso edificio io in anni diversi posso fare prima il cappotto, poi isolo la copertura, poi isolo il pavimento. Se per il cappotto mi hanno dato 500.000 euro, per la copertura 400.000 euro e per il pavimento avrei a disposizione 200.000 euro, totale 1.100.000 euro di incentivo, occhio, sullo stesso edificio nel tempo non mi possono dare più di 1 milione, quindi quei 100.000 euro in più non mi verranno dati. Cosa significa questo? E lo vediamo fra poco un attimo sul 2B. Passo solo alla stessa tabella del 2B che sono i serramenti, che è un altro intervento interessante nell'ambito del settore delle residenze, perché i serramenti sono sempre un punto critico di freddo, di penetrazione, magari a volte anche di agenti climatici. In questo caso il massimo è 500.000 euro. Cosa significa? Che se io voglio fare un piano alla volta, perché ben comprendo che nell'ambito residenziale sanitario
dover intervenire su un intero piano comporti, o su un intero edificio comporti delle difficoltà, posso decidere di fare gli interventi un piano alla volta, una volta all'anno, come diceva prima, sulla reiterabilità. Se al sesto piano di 8 io ho raggiunto i 500.000 euro di incentivo, non me ne danno altri. Allora qui può intervenire un altro concetto che è fondamentale che vi portiate a casa, che il conto termico 3.0 è edificio centrico. Cosa significa questo? Che se io mi trovo per esempio nella situazione in cui ho un caseggiato di più piani, ciascuno dei quali è dotato di una porta tagliafuoco su un vano scala comune, e quindi posso configurarlo come unità indipendente, se io vado ad accatastare ciascun piano con un sub diverso e intervengo su un sub diverso ogni volta, diciamo che è una modalità, se fattibile, ovviamente, secondo i criteri del GSE, di superare questa questione. Però è importante ricordarsi che il massimo non è per volta in cui lo chiedo, è per somma dello stesso intervento sullo stesso edificio. Bene. Ovviamente poi trovate tutta una serie di documentazioni che vengono richieste, per cui gli aspetti citati prima dai colleghi, ovvero una buona progettazione, sapere fin dall'inizio che si vuole fare il conto termico, sono fondamentali perché prevengono probabili problematiche che poi stanno a sorgere, perché se io non ho determinate foto che vuole il GSE dell'Ante, poi dopo non lo recupero più. Quindi il conto termico è una soluzione che va pensata in anticipo. Detto ciò, io vi lascio sicuramente delle situazioni in più, ma ci tenevo a lasciare dello spazio per le domande. Quindi interrompo la condivisione e diciamo, apriamo la chat sicuramente o lasciamo al moderatore porci le domande, insomma. Sì, se volete leggo le domande nella chat. Se vogliamo partire da quelle, Ok, poi se ce ne sono altre ben venga. allora. Un ente onlus, ora ETS, che ha usufruito del super bonus 110 per la RSA, può richiedere l'incentivo previsto del conto termico 3.0 sempre allo stesso ente, ma per un immobile utilizzato per altre attività sociale e residenziale? Fondazione Giuseppe Restelli, Allora, ETS. il principio è quello che non si può finanziare due volte lo stesso componente. Per cui se lo stesso ente ha un edificio su cui non ha beneficiato del super bonus e vuole fare il conto termico, può farlo. Se lo stesso ente sullo stesso edificio di cui ha beneficiato del super bonus vuole agire su una componente non incentivata dal super bonus, può farlo. Samantha chiede: salve, la prenotazione tornerà possibile o solo accesso diretto? Se l'ETS offre servizi SSN di comunità alloggio, quindi sostituisce SSN su comuni sotto i 15.000 abitanti, ha diritto al 100% dell'incentivo? Sono due domande, forse. Sempre da Samantha. La prenotazione dovrebbe ritornare dal 1° gennaio 2027. Potrebbe tornare prima? Sì, tutto è possibile, accadrà molto difficile, improbabile. Per cui il suggerimento passato a più voci in questo pomeriggio è quello di essere pronti con quello che serve, come una diagnosi, come un EPC, in modo tale che al momento della riapertura siano tutte le carte per fare la prenotazione. Alla seconda domanda, il vincolo è la proprietà dell'edificio, per cui l'edificio deve essere di proprietà di un comune sotto i 15.000 abitanti. Neanche della USL, l'edificio deve essere proprietà del comune sotto i 15.000 abitanti e utilizzato da un ETS non economico per scopi sociali come quello per esempio del Servizio Sanitario Nazionale. Però la proprietà è un vincolo fermo che deve essere del comune. Grazie. Quindi a prescindere dalla convenzione col sistema sanitario nazionale, possiamo anche aggiungere purtroppo, ma questo è il dato normativo. Ok, grazie.
Giancarlo chiede: l'immobile di proprietà di un ente pubblico non è utilizzata da alcuni anni e quindi l'impianto termico non è più operativo da anni. Rientriamo nella possibilità di essere ammissibili? Allora, mi viene da dire questo per confronti che ho avuto modo di avere in alcuni casi con EGS. Se si dimostra che l'impianto, quindi si hanno vecchie fatture di quando era ancora in funzione e quindi era funzionante, e si dimostra con documentazione fotografica che l'impianto è ancora lì, in tutte le sue parti, generatore, sistemi di regolazione della portata, pompe, sistemi di pompaggio, emissione e distribuzione, quindi radiatori e tutti i tubi, potrebbero accettarlo. Anche qua, essendo proprietà di un ente pubblico, il suggerimento è: prendo il caso, apro un momento di richiesta di assistenza da parte della pubblica amministrazione e mi faccio dare una conferma preliminare. Però di fatto mi è capitato di sentir dire dei tutto del GSE questa cosa qua, cioè se l'impianto è completo in tutte le sue parti, è ancora esistente, testimoniabile con foto, etichette e quant'altro, e posso anche testimoniare che fino a un certo punto ha funzionato, con fatture, con quello che è, in teoria dovrebbe risultare così. Diciamo che questo aspetto secondo me è un po', va un po' oltre a quello che dice la norma in senso stretto, perché lì mi direbbe che se fin tanto che è registrato al catasto, che poi può essere quello digitale di adesso, ma può essere anche quello che semplicemente c'è il vecchio impianto, allora per me quello è un impianto censito. Però poi appunto le posizioni del GSE lato tecnico sono ficcanti, diciamo. Ok, grazie. Altra domanda sempre da Giancarlo. Una società a controllo pubblico 100%, ex municipalizzata, rientra come ente ammissibile al contributo? No, le società, se sono società in house, sono soggetti, no, sono pubbliche amministrazioni, purché agiscano su immobili della pubblica amministrazione controllante o della società in house. Quindi propri o della pubblica amministrazione controllante. Sì. Ok. Fondazione Cadindustria chiede: un ente ETS, organismo di diritto pubblico, tenuto all'applicazione del DLGS 36/23, come può affidare ad una ESCO? L'APA che hanno avuto accesso al finanziamento, che tipo di affidamento stanno utilizzando? Con una forma di contratto EPC. Che è normato anche nel codice appalti pubblici, poi sì, tecnicamente come avverrà l'affidamento, anche lì poi dipenderà che ci siano le soglie, quindi gara, affidamento diretto, invito e quant'altro, lì bisogna andare a vedere il caso specifico. Però sì, le ESCO possono, tramite contratti a rendimento energetico o EPC, che hanno una norma di riferimento, possono interagire con soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti. Ok, grazie. E APSP De Marco chiede: le aziende pubbliche di servizi alla persona sono quindi equiparate alle PA e non rientrano negli ETS? Ma allora le aziende pubbliche di servizi non mi risultano che siano iscritte a RUNS, quindi possono essere degli Sono ETS. enti pubblici. Sono enti pubblici? Fa fede lo statuto. Ah sì, lì bisognerebbe entrare a capire caso per caso la natura giuridica, ma le aziende pubbliche di servizi non mi risulta appunto che si iscrivano alla RUNS, quindi non possono essere ETS. Quindi in linea di massima dovrebbe essere pubblica amministrazione, bisognerebbe vedere caso per caso. Sicuramente nello statuto Sì. ci sono delle questioni importanti. Ok. Sempre Giancarlo chiede: esiste il limite di numero di abitanti della città per essere ammissibile? No, l'unico vincolo è sulla potenza degli impianti, cioè non posso agire su impianti sopra i 2000 kW o 2 MW.
salvo che non ci si riferisca ai 15.000 abitanti nel caso che io voglia accedere al contributo al 100% delle spese, purché abbia in gestione un edificio di proprietà pubblica. Allora lì c'è un vincolo numero abitanti, che peraltro, se non sbaglio, esiste un elenco ufficiale del GSE, per cui non mi devo neanche andare a guardare l'Istat, ma devo andare a vedere l'elenco pubblicato dal GSE, però lì è l'unico caso del conto termico in cui compare un numero abitanti, quindi è per avere il 100% delle spese, ma solo se sto gestendo un edificio di proprietà pubblica. Cosa succede? Ok. Cosa succede se richiedo il contributo tramite accesso diretto, ma non c'è più capienza? Non ottengo il contributo. Era proprio il rischio dell'accesso diretto che c'è quest'anno. Vogliamo dare un suggerimento operativo, possiamo farlo. Se ho l'accortezza di far sì che il mio documento che dichiara la fine dei lavori sia datato il 10 ottobre, per esempio 2026, i miei 90 giorni scadono ai primi del mese di gennaio, quindi i tecnici che a notte di Capodanno aspetteranno di inserire le pratiche di questo tipo. Questo è il consiglio operativo, con l'attenzione che quella data di fine lavori sia coerente con i 120 giorni antecedenti in cui deve ricadere il pagamento. Però, ai noi, certezza con l'accesso diretto purtroppo non ce n'è, fin tanto che non si arriva a buon esito della pratica. Perfetto, grazie. Un'ultima domanda. Ci sono degli studi uffici che consigliate e potrebbero aiutarci a seguire le pratiche? Beh. Risponda lei. Voi, Istituto voi. Posti Pubblici. Allora, noi ci stiamo interessando evidentemente al conto termico, per cui Quindi sì, per chi siamo vuole disponibili. siete disponibili per ulteriori Siamo informazioni. disponibili evidentemente, sì. Ok, perfetto. Non ci Mi sono altre permetto domande, non adesso- so se qualcuno vuole Mi intervenire. permetto di fare una notazione su questo, piuttosto che dare indicazioni puntuali, poi chiaramente siamo a disposizione, figuriamoci, però mi raccomando, perché sono cose che si sono già viste dal super bonus e prima, eccetera, eccetera, attenzione a quello che percepite quando parlate con un tecnico, perché vediamo tante imprese, non parlo di tecnici professionisti, ma quindi di imprese, andare in giro a fare offerte e a dire ah sì, con questo puoi accedere al conto termico. Attenzione, perché poi magari ve lo dicono, però non è scritto da nessuna parte e di fatto non è così. Vedi la questione che se sei un economico, allora il gas non lo puoi, la caldaia a gas non la puoi, scusatemi, la PDC, cogenerazione non la puoi utilizzare. Quindi fatevi un'idea del professionista preferibilmente, perché non succede mai con i tecnici commerciali delle imprese, per la mia esperienza personale, rivolgetevi a un vostro tecnico, a un vostro professionista e capite se vi sembra che abbia una decente sicurezza, prontezza di risposta in quell'ambito e se no tirate sul telefono e chiamateci perché è molto pericoloso, appunto, se manca una foto che io dovevo fare prima di smontare il generatore della caldaia e mi brucio tutto il conto termico, capite che insomma è un problema. Potreste riferire i vostri contatti? Sì, io direi che adesso eravamo d'accordo con un'EBA di mettere un po' assieme, fare il Sì. collage delle slide, delle presentazioni e vi lasceremo tutti i nostri riferimenti. Sull'EBA diamo i nostri riferimenti, insomma. Eventualmente potete scrivere alla segreteria di un'EBA. Sì, certo. Poi nel sito trovate anche tutte le slide, verranno pubblicate. Non credo ci siano altre domande. Ecco, poi ci fossero, vi venissero in mente domande spot, insomma siamo a disposizione, voglio dire, è chiaro che non vi possiamo fare
una analisi, diciamo, scandagliare una questione in particolare, però insomma la domandina qui, quella lì che magari è saltata, la rispondiamo senza nessun problema. Più che volentieri. Ecco, eventualmente scrivo in chat la mail della segreteria e se volete ulteriori informazioni poi eventualmente vi daremo tutti i riferimenti. A disposizione. A disposizione. Grazie. Bene. Grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Pazienza. Grazie ancora e buona serata. Grazie ancora a tutti. Grazie. Buona serata. Grazie molte.